Governatore Fedriga, la mostra SCART ha un valore emblematico anche della volontà dell'amministrazione regionale di puntare su uno sviluppo sostenibile. Noi abbiamo già iniziato con delle misure specifiche, come per esempio le feste che non utilizzano plastica. Noi incentiviamo questo tipo di iniziative, feste pubbliche ovviamente, oppure anche la misura EcoSport, dove società sportive che non utilizzano plastica sono incentivate. È chiaro che per quanto ci riguarda abbiamo la responsabilità di sensibilizzare ma anche di operare in modo concreto. Per questo ritengo che interventi che possano andare a risolvere questioni di rifiuti, che in Friuli Venezia Giulia penso sia un territorio virtuoso in tal senso, e quindi l'utilizzo anche di strutture che possano andare ad eliminare i rifiuti dalle strade e portarle nelle più alte tecnologie a disposizione, come i nuovi termovalorizzatori o discariche di ultima generazione, sono sicuramente misure utili a tutelare l'ambiente. Chi dice no a questo tipo di interventi non tutela l'ambiente ma anzi lo danneggia. Questa mostra inaugura di fatto la Barcolana e lei ha voluto che il Palazzo della Regione si aprisse ai cittadini anche. Sì, noi abbiamo iniziato da dicembre dello scorso anno, quindi appena insediatisi, a utilizzare questo palazzo, in quel caso per un'opera che riguardasse la Natività, ovviamente essendo sotto Natale. Oggi con Barcolana lo apriamo a quest'altra mostra. Mi piacerebbe che tutti i palazzi pubblici, e per quanto mi riguarda della Regione, soprattutto quello della Presidenza, che è un'opera architettonica penso unica, possano essere vissute dai cittadini. Poi mi piace che vengano aperti questi palazzi, i cittadini possano visitare, possano utilizzarli, perché questo palazzo appartiene a tutti.